Veloce, c'è una raccolta barzelletta, dai. Ci sono 3 cani. 3 cani. Uno dice una cosa che non mi ricordo. Come non ti ricordi la cosa? Non ti ricordi la cosa? Ma mi ricordo il succo. Dai, dimmi il succo, Mentre dai. l'altro dice... Che cosa dice? Dice è tardi, grazie. L'altro. Non ti ricordi neanche l'altro. Uno dice full dossi. Full dossi. Stanno giocando a casa. Full Quell'altro dice una battuta Bellissima. E l'ultimo dice cocker. Vai a difficile. E meno male che avevo appena detto che in radio si erano persi questo momento straordinario, invece non l'abbiamo voluto Si rivivere. sta avvicinando la previsione dei Maya. Mamma Daniele, fammi tu una presentazione delle tue, dai. Allora, Vieni a... Signori e signori, la solita ragazzina scema. Che ti manca? Che ti manca? Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Come ti permetti, ragazzina scema? Anello mancante tra l'uomo e la nutria. Ma vieni qui, smettila, dai. Fai da brava. Guarda, mi fa venire nervoso che mi si screpano le ascelle. Lasci stare, vieni qui, vieni. Schifidol. Ascolta. Abbassati la gonnellina che si vede la Sardegna in miniatura. Mettiti un attimino un po' più... C'è, Massi. C'è anche quello che fa i quadri. Sì, Bob Quello Malongio. che fa i quadri con gli animali con la congiuntivite. Proprio quello, sì. Non Dimmelo, fai un quadro con una famiglia di merdone? Ma che merdone, dai, smettila. Perché non ti piacciono le merdone? No, cos'è? Ti piace le merdone? Sì, dipende. Ascolta, lo gradisci un pezzo di torta, che ci hanno portato un pezzo di torta, lo vuoi? Chi l'ha fatto? Mariuccia l'ha fatta. Mariuccia di Pirri? Mariuccia di Pirri, Allora sì, me la prendo. Ecco, però è un po' diroccata, hanno staccato l'intonaco. Beh, come lo stadio nostro, è diroccato. Certo, l'ha ricreato. Stai parlando con la voce di Massimo Lorè, però dovresti parlare con la voce di Chetti. Se no sempre l'amico di Ronaldo, senti. Bisogna stare attenti. Hai salutato il pubblico, Chetti? Sì, vorrei salutare il pubblico vedente in studio, il pubblico vedente a casa. E poi vorrei salutare anche la mia professoressa di italiano e storia, che stamattina mi ha interrogato e mi ha messo 3 e mi ha detto: Chetti, c'hai 3 e quando lo recuperi? La voglio vedere morta la professoressa. Sì, non dica queste cose. Ma per come favore, non Chetti, dica queste smettila, cose? Smetti di dire queste cose. Poi vorrei- Saluta le tue amiche. Vorrei salutare Frischi. tutti i miei amici, vorrei salutare soprattutto la mia amica Frischi, Rischi, Rusi, Nanni, Iagli, Tata, Lalla, Fufi e Nalla. Ma gente normale non ti conosci tu? Non ho capito. Gente come- normale non ne conosci Certo tu? che ne conosco. Io conosco molti amici, ho visto Amici sabato. lo sapevo. Ha vinto quella grezza maledetta di Purescia di Alessandra, maledetta. Vabbè, cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Guarda, non fammelo ricordare perché mi si gonfiano le adenoidi dal nervoso, mi si gonfiano. Perché doveva vincere Marco, il re di Pirri. Ma tu l'hai votato a Marco? L'ho votato. Ci ho speso tutta la mia paghetta di agosto e di luglio. La paghetta? Anche tu Sì. sei come... Quanto ti danno di paghetta? 5. 5.000 euro anche a te. 5.000 tasò, il figlio scemo di Bossi, 5.000 euro. Il Trotta prendeva 5.000, il fratello l'altro... Trotta, ne manco spirito. E allora quanto prendi tu? 5 euro. Al giorno? Ma Alla settimana? al mese! 5 generosi euro i tuoi sì, genitori. al mese. E quando me li danno mi dicono anche e non spenderli tutti, Meno male, meno male. Maledetti, guarda. Quanto ci fai tu con 5 euro? Ma i 5 euro non mi bastano neanche per ricaricarmi il telefonino, per prendere la carta fedeltà, per prendere la carta auguri, la summer card, la carta Ma sei deficiente. Quando andrai a lavorare avrai tutti i soldi che vuoi. Ascolta, ma tu a tuo figlio quanto gli dai di paghetta? Niente. Come niente? Niente, va a lavorare, a cucire palloni e poi quando guadagna... Ma per cosa c'è al posto del cuore? Una zecca? Ma che ne la zecca? Zichichi? Ma vai ridi, no? Come vai rindi? Ascolta, hai trovato il fidanzato? No, zero. No? Zero. Sono ancora da quando mi ha mollato quel maledetto, veramente. E poi... Facciamo un appello, allora, chi si vuole fidanzare con Chetti la settimana prossima... Tra l'altro sto attraversando anche quel periodo con Pruritti, no? Sì, Elsa Scraffiri, vai, grazie. Che ti manca, vai. Cosa dicono velocemente, Matteo? Dunque, tante cose come Pulici troppo il migliore, lo dice Silvia, poi Nichi e Del Leone voleva sapere che cosa dicono le carte, avrà fortuna, Marisa, puoi intanto dare uno sguardo, intanto qualcuno tipo Dario dice è giusto che il comunale di Quarto sia intitolato al caro indimenticabile Sconvolz del Cagliari Soldato che è scomparso insomma qualche anno fa, Valeri Meli, questo Sì. lo dice Dario, non so se Sì. poi è un'opinione comune. Io? E ancora saluto chi dice visto che la settimana dello Scorpione cosa ci riserva questa settimana? L'amore deve ancora arrivare,
arrivare o è già arrivato? No, l'Equitalia arriva, tranquilli, devi stare tranquillo che non ci mette problema. Vabbè, allora. Arriverà l'amore? Per lo Scorpione? Sì. Non lo so. Sì, certo, ce l'ha già l'amore, deve solo riconoscerlo magari. Certo. E poi invece per questa ragazza del segno del leone Sì. deve iniziare ad avere più fiducia perché è un po' scoraggiata, però fra un mese all'incirca inizieranno le buone notizie. Anche perché se si è sposato Matteo, mi sono sposato io, si può sposare. Ce n'è per anche tutti. lei. Vero. C'è speranza. Come c'è speranza. speranza per un professore appassionato di scienza, lui è la penultima puntata e lui ci vuole convincere sulla validità del nucleare. Professor Pavassa! Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, io non devo convincere nessuno perché il nucleare conviene, Vabbè. è l'energia più potente che c'è, più sicura, Vabbè. come dice il mio collega, l'illustre Chi? professor Scutterberg. Chi è? Scooter. È uno che va sempre in motorino. Certo, vabbè. Perché lui dice, ha affermato, questo mio collega, che cioè, ha fatto questa formula che ha vinto anche un sacco di, come si dice, quando c'è il grilletto, come si dice? Premi. Ha vinto un sacco di premi, Ah, questo mio collega. Ha scritto il principio della macchina pulita. E cosa dice questo principio? Dice che nelle monopoli cosa c'è? Il cartoncino imprevisti, Probabilità. la probabilità Veramente. che piova. Non mi dà ricordo, oggi sono un po'. Come si oggi. chiama per condire? Sale quando piove. Ma che principio è, scusa? È il principio di incriso, perché ogni volta che io lavo la macchina te pedivrò. Vabbè, ma quello purtroppo è una... Infatti io ho fatto anche la forma che dice P uguale N per questa è una N per M per T per M per I. sarebbe potenza uguale? No, è pioggia uguale ma proprio il mondo. Ogni volta che lavo Ma la scusate, macchina io mi scuso con i bambini presenti. Ma lei deve usare termini scientifici, professor Pavassa. questi sono termini della Magari c'è per allora, favore. questa è una formula. Cos'è il do? Il do, Eh, una nota. Una formula nota questa. Ma lei da molto che soffre di amnesia? Te lo dico subito, ce l'hai un telefono? Glielo dai un telefono al volo, ce l'avete. Tutto gente in Malivigara c'è. Non ci deve Sandro, dagli tu il telefono, per favore. Guarda. Perfetto, dai. Allora, aspetta che faccio il numero. Movirindi. Pronto, ascolta, cos'è che c'è di festa il 25 dicembre? Natale. Chi nasce a Natale? È Gesù bambino. Gesù bambino. Come si chiama la mamma? Maria. Maria, ascolta. Ma chi è Maria? Mia moglie. Non si ricorda il nome di sua moglie. Soffro di amnestia, te l'ho detto. Amnesia, mamma mia. Allora, quando è che soffro? A 18 anni, non pulire di me, lei dice. Vabbè, dai, che ne so con il signor me. Dai, ciao. Grazie del telefono. 18 anni soffre. Allora, che anno siamo? Nel adesso? 2012. Allora, 2012 meno 18, te lo faccio subito. Dai. Il 2 meno 8 non fa. Allora, il 2 chiede in prestito una cifra all'1. All'1. L'1 però non gliela lascia. Come non gliela lascia? Dov'è? È obbligata a lasciarla. No. Come Dov'è? no? No, te l'ho lasciata Scusa, l'altra volta, non mi da tornare. No, allora, per ecco. Stiamo sul calcio. Poi io se ne ho uno e ti dà la statua e te ma varrami Vabbè, certo, che quello è vero. Allora dice, chiedi al vicino. Il vicino là che ne è? 0. Lo zero. Ma si rengo 0, ma te. Chiedila a quell'altro. Quell'altro è il 2 e vai. Sì, te la lascio la cifra, ma voglio il CUD. Come il CUD? Voglio una dichiarazione di reddito, era un 2 bancario. Ma che cosa c'è? Ma per favore, facciamo questo cago. Allora, 2 lì là, non si sa come, chiedendo ai fratelli, quella arriva al 12. 12 meno 8, dottore, 4. Te di che anno sei? 64. 64, 88, nell'88. 88 che cosa? È dal 1988 che ho le amnestie. E cosa ha fatto nell'88? Nell'88 sono andato a Chernobyl. Lo vedi che è colpa di Chernobyl? Ancora Sono radiazioni dannose, ma purtroppo. non è vero niente. Allora, Chernobyl non è vero che si sta male su radiazioni, si sta benissimo. Sì. Si sta bene, Chernobyl. E te mi sembri un mio allievo, lo sai? Chi? Forreso, si chiama Perché cosa Forreso. faceva Sorreso? Allora, questo qua ogni volta che sta per suonare la recreazione in diversa Sammano. Scusi, gli vengono cosa fa un bugiardo? Mente, gli vengono in mente le cose più strane. Tant'è vero che io mi sono scocciato perché ogni volta e ho scritto una formula che riguarda questo principio. Abbiamo 30 secondi, professore. Finita la formula. A per F uguale S per E per G. Accelerazione per forza uguale? No.
allievo forese uguale secamente culo. Ecco. Viva Grazie. il Professor Pavassa. Dopo il rap. Ehi. Sant'Efesi passa. Sant'Efesi. F smart A maggio è passato, gli ho detto 3 settimane fa. Dal 1 al 4 maggio. Lei dov'era dal 1 al 4? Tonara. A Tonare. A Baita. Spacchendo in uscita. Spacchendo in uscita. E lei va... Oh, quando passava Sant'Efesi, sì. come ti vedo un passa sto cocchio. Da cocchio? Sto cocchio, poi come te, boff, ti spiego, guarda, una pipizia. Puttacca dai, puff. Dove? E partì a pupa sta pipizia. Confusanto. Saccate cose. È andato ieri alla cavalcata? Sta cavalcata? Ma poi sta cavalcata? A Sassari. E sul Redentore. A Nuoro. Sardia. Assedilo. Che cazzo ci fa? Grazie, arrivederci. Grazie. Ciao, come fai? Che bello vederti. Bello vedermi, mi sei Boccelli. Ma ti sei rimpicciolito? Come rimpicciolito? Vedevo solo denti. Da dove vedevi i denti? Da di lì. Ma smettila di fare lo spiritoso. Sempre facendo l'arpione, eh? L'arpione, che è l'arpione? Meschino, non ne Ti ho sa. visto dietro come nei modelli, ma te mi sta facendo? Stavo cercando, come dire, di chiacchierare, questo, di prendere appuntamenti per il venerdì. Ma che ti piacciono quei ragazzi? Sono bellini, sembravano più depilati di me sicuramente. Sono ragazzi che si usa così adesso. Ma tu sei tornata, la nostalgia ha avuto la meglio? No, ho finito i soldi di mia mamma. Meno Meschina. male. Cioè, poi scusa, che cosa ci facevo lì? Cioè, ho fatto 3.000 provini e non mi hanno preso da nessuna parte. Ma perché? Lo sai perché? Perché se non vai a letto con quelli importanti non ti caga nessuno. E tu sei stata onesta? No, sono stata sfigata. Perché? Non me l'ha chiesto nessuno. Ma davvero? L'hanno chiesto a cani e sorci e a me porci, niente. cani e sorci. Vabbè. Ma non dire così, è un messaggio brutto per le ragazze No, che ma vogliono sì. intraprendere questo lavoro. No, cioè comunque sono tornata perché qui sono molto più cercata. Ah, sei cercata. Cioè adesso devo fare da testimonia a questo prodotto che mi hanno... Come si chiama? Che si chiama Eau de Senor B. Cos'è, un profumo? No, un diserbante. Lo uso per i peli delle ascelle. Grossi. Che schifo, ma dai! Ma che... Grazie. Cioè, poi devi sapere che mi hanno preso come madrina a questo evento troppo importante, pieno di gente, fotografi. C'è una manifestazione culturale? No, la cresima di mia nipote. Ma che... Ragazzi, evento... Un successo mai successo là, piccolino l'evento montano. Mondano, che è il montano? Quello lì, Poi dicevo che siamo molto contenti che tu sia tornata, non ci speravamo più, pensa che noi avevamo pensato anche di sostituirti, devo dire la verità. Beh, c'era Giulia che voleva... Ma chi questo cespuglio con gli occhi? Giulia... Aspetta, ne devi mangiare i panini del caldazzone. È una bella ragazza, me. Giulia, scusa. Poi c'è Federica. Ma chi questa capretta? Si è fatta anche bionda, ti errori. Vabbè, bionda, perché non è naturale? Ascolta, dammi il microfono che ti faccio vedere io come si canta, Rocca. Perché non è naturale, non è bionda naturale. Non mai, se lei è bionda naturale io sono Vanna Marchi. Cioè, non so se hai capito. Comunque devo cantarti questa canzone che ho cantato al Carnevale di Rio. Basta, sei stata a Rio de Janeiro. No, a Rio Murta, stasi snarendi. Rio Murta. Ma che paese è Rio Murta, dai? Paese della Sardegna, scusa. Sì, ho scritto questa canzone in un momento in cui sono stata sola con me stessa, capito? Un momento pensavi alla vita, esatto, alla vita. Eri in contemplazione? No, ero in bagno che ero alcolica e che ho mangiato cozze. Mi fa sempre così. Ma non dire queste, ma non raccontare in televisione queste cose, Ma dai. sì, io sono Canti? naturale. Certo ma che bisogna che canto. attai. Maestro, me lo dai un là. Devo dare un là? Vai, fai una canzone di quelle, una di quelle. Capito? Andendi a Calasetta, a Bussega una razza, e Baburo e Corruru, e mamma lui. E in ferie. E in ferie, mamma. Tra la lero, lera, lera, la lera, tra la lera, 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 la la. A Suviccio con miu, dunanta con che mulu, e si non farà bravo, con che mullu. E chi non farà bravo? E chi non farà bravo, domanda a fare. Nuggino, tra la lera, 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 la lera, tra la lera, 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 la la. Ciao. Bisbitta!